Ben ritrovati in diretta, spazio quest'oggi dedicato alla salute con il nostro approfondimento dedicato ai temi appunto della medicina. Staremo insieme fino alle 14:30 e parleremo di difficoltà a camminare, no? Perché con l'aumento dell'età e con l'invecchiamento si osserva al giorno d'oggi che le persone hanno appunto una limitata capacità di camminare e quindi si riduce un po' progressivamente quella che è l'autonomia nella camminata, ma non solo, anche la fatica a stare fermi in piedi e addirittura in molti casi, sempre più spesso anche a stare fermi seduti. I motivi di queste limitazioni funzionali in medicina si chiamano esauribilità della marcia. Quest'oggi cercheremo di capirne un po' di più insieme. Vi presento subito il mio ospite. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno e benvenuto dottore, grazie di esserci venuto a trovare nuovamente. Allora, abbiamo detto esauribilità della marcia. Innanzitutto qual è il meccanismo che va a provocare proprio questa condizione? Il fenomeno è praticamente il fatto che viene meno l'ossigenazione. Cosa succede? Che tutti i nostri tessuti per funzionare necessitano di essere irrorati, quindi ricevere attraverso il sangue l'ossigenazione e i nutrienti con cui funzionano. Caso specifico, i nervi dentro la colonna vertebrale possono subire questo fatto di avere un ambiente dove, diventando più stretto per vari fattori che possono essere dall'artrosi a un'ernia del disco, a una stenosi del canale, 1000 fattori diciamo causali di base, si succede che nei nervi c'è meno perfusione ematica, arriva meno circolo di sangue. Quindi il nervo funzionando consuma, per far camminare la persona, praticamente il nervo manda impulsi elettrici ai muscoli delle gambe con cui i muscoli si contraggono e si può camminare, di conseguenza essendoci poco rifornimento di sangue, l'energia di questi nervi che comandano i muscoli si consuma e non c'è un abbondante, adeguato apporto che permetta di sostituirla. La persona è costretta a fermarsi, aspettare quello che è il tempo con cui ritorna un'adeguata irrorazione ai nervi, quindi recuperano l'energia che permetterà loro di comandare di nuovo i muscoli e quindi riprendere a camminare. È tutta una questione di energia, quindi anche i nostri organi per funzionare appunto consumano energia. Consumano energia appunto che viene rifornita dal circolo di sangue, ossigenazione, sostanze cosiddetti nutrienti per i nervi per sostenere il metabolismo. Il venir meno di questi, oppure anche il fatto di generarsi di processi ossidativi che sono la liberazione di sostanze acide, di sostanze tossiche che vengono per esempio da un disco guasto che possiamo paragonare con una carie di un dente per dare un'idea di quanto sia degenerato e quindi produca delle sostanze di degrado che sperimentalmente è stato ampiamente dimostrato diventano delle specie diciamo di veleni per i nervi, delle sostanze che li intossicano e li bloccano nel funzionamento. Sono meccanismi complessi, no? Sono meccanismi molto complessi in cui diventa importantissimo capire che sia veramente il fattore causale nei nervi o nella colonna vertebrale, perché la diagnostica differenziale è appunto quell'elemento che ci permetterà, studiando il paziente, prestando attenzione al paziente, ci permetterà di capire se gli organi coinvolti sono proprio, diciamo, la colonna vertebrale, i nervi o se c'è anche qualcos'altro. Come si fa allora a capire quali sono le cause del problema? Da che cosa si parte, dottore? Quindi fondamentale ovviamente è la visita. Visitare una persona è, diciamo, il ruolo storico di un medico che purtroppo al giorno d'oggi tante volte viene un po' tralasciato, sottovalutato, dato come ovvio. Certo, in realtà è un momento fondamentale. È un momento fondamentale del rapporto col paziente, cominciare a conoscerlo, diciamo, e questa analisi, questa visita si svolge attraverso tempi ben precisi. Prima di tutto ovviamente l'ascolto della persona, poi dopo dell'ascolto della persona la visita, cioè la visita vera e propria, la raccolta dei dati, dei sintomi, delle disfunzioni che vedo sulla persona facendo delle manovre adeguate, eccetera. E terzo passo, diciamo,
condividere con la persona quello che abbiamo visto, perché chiaramente ottenere dalla persona la consapevolezza delle situazioni critiche e condividerle vuol dire cominciare veramente a conoscersi, avere una prospettiva di che cosa si può fare, anche misurare le cose come stavano, i passi avanti che farà, la consapevolezza della persona che può dire sì, mi accorgo che le cose stanno adeguatamente cambiando. Certo, ne approfitto per ricordare ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta, quindi come sempre la linea è aperta, aspettiamo le vostre telefonate, domande, curiosità, insomma tutto quello che volete chiedere al dottor Alexandre. Il numero è lo 0422 1628 332. Dottore, lei ha detto che si parte dall'ascolto, è un po' una modalità insomma, che abbiamo un po' perso, si è un po' persa nel corso del tempo? Sì, certamente. Quando arriva una persona deve essere, diciamo, messo a suo agio nell'esprimere le sue difficoltà, le sue motivazioni, i suoi problemi. Allora, prima di tutto la persona stessa potrà, diciamo, esplorare meglio il motivo per cui è venuta una visita. Potrà dire, ah, ecco, mi ricordo, era partito con la tal situazione, magari sintomi che non aveva collegato con la realtà del momento che erano venuti prima, lo si aiuta a ricomporli e metterli in relazione col fatto attuale, e quindi la persona può esprimere tutte queste sue situazioni. L'esprimerle comporta anche per il medico cominciare a capire, diciamo, l'atteggiamento mentale, le difficoltà della persona. Ovviamente ognuno di noi ha anche un carattere personale più o meno, può essere più o meno positivo, può essere più o meno pessimista, può essere più o meno disponibile ad aprirsi oppure a vedere un orizzonte che possa offrirgli dei miglioramenti. E anche questo incide molto, E anche questo incide moltissimo. E quindi diventano tutti elementi per un rapporto da persona a persona, oltre che da medico a paziente. E quindi l'ascolto ci dà la base per cominciare a capirci. Passo successivo diventa appunto la raccolta dei sintomi. Raccolta di sintomi, naturalmente il medico ha nel suo bagaglio culturale una serie di principi di analisi, per cui sa che se il tal nervo non funziona bene, se il tal muscolo non funziona adeguatamente, se c'è una difficoltà perché il nervo possa essere o ischemizzato o abbia dei processi degenerativi, sa cosa deve, diciamo, aspettarsi valutando un movimento, un riflesso di una persona, e quindi costruisce un quadro, una banca dati a propria disposizione. Naturalmente questa va collegata con quello che abbiamo sentito dalla persona per poter procedere con i passi successivi della condivisione, appunto. Certo, un dialogo che insomma deve essere particolarmente accurato e sì. non sbrigativo. Sì, a volte insomma mille situazioni possono portare al giorno d'oggi a essere o a dare per scontate delle situazioni sintomatiche per cui si sorvola, oppure non arrivare a puntualizzare alla persona, a dire ma forse lei ha mai avuto questo sintomo in particolare, ma forse ha mai notato che facendo o stando semplicemente a riposo notturno gli viene fuori il tal disturbo che uno magari non pensa di correlare con la patologia per cui è venuto a visita. Quindi appunto la condivisione. Certo. Vuol dire anche fornire alla persona gli elementi per dire capisco l'entità del problema che ho e capisco che segnalerò eventuali peggioramenti perché sono, diciamo, messo in guardia da quel che può succedere. E questo è insomma un po' il primo tassello, base. i primi tasselli da cui si parte. Certo. Come si procede poi, dottore? Si procede sempre nella stessa visita, possibilmente, se non per passaggi successivi, ma spesso i pazienti vengono avendo già i loro esami fatti e delle analisi già avviate. Si procederà a vedere questi esami. Anche qui è estremamente importante il fatto che lo specialista veda
gli esami, per dire, i pazienti arrivano quasi tutti con un dischetto, un CD che riporta la risonanza magnetica, la TAC, le lastre, gli esami che sono stati fatti. Oppure al giorno d'oggi che i CD si stanno superando, potrà scaricare direttamente da internet, dal sito dove la persona è andata a fare l'esame, l'immagine. Comunque quello che è fondamentale è, uno, che il medico veda l'esame che è stato fatto, che purtroppo tante volte anche questo viene sottovalutato, tanto c'è il referto del radiologo e si legge quello che ha scritto il radiologo. Io dico sempre alle persone che è un po' come se io, invece che guardare un bel paesaggio, scegliessi di leggere una paginetta dove è descritto. L'esempio calza moltissimo. La interrompo, vediamo se abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Rappetti Ferruccio. Buongiorno, prego, ci dica pure. Mi dica pure, io ho le gambe che funzionano poco, faccio molta fatica a camminare. Molta fatica a camminare. Perché si stanca o perché ha dolori? Perché faccio fatica, insomma, faccio fatica a camminare, ho dolori e le gambe mi fanno male, comunque faccio fatica a camminare. Quindi tutte e due le cose assieme, diciamo, quindi il dolore e questa che dicevamo appunto esauribilità della marcia. Certo. Sì. Quindi in queste situazioni è indispensabile che lei possa fare un'indagine che si chiama di risonanza magnetica, perché è l'esame principe per vedere cosa c'è dentro alla sua colonna vertebrale. Perché purtroppo può essere che ci siano situazioni, diciamo, classiche dell'avanzare degli anni, che sono la strettoia del canale dei nervi per via dell'artrosi, per via di processi degenerativi, però potrebbero anche essere cause diverse, potrebbe esserci un'insufficienza vascolare. Chiaramente il sintomo di affaticabilità della marcia e dolori può essere quasi sovrapponibile, quindi bisogna fare queste analisi per distinguere quale dei due e quindi partendo dall'esame capire magari se il suo medico le ha dato dei farmaci, anche lì oltre che l'effetto del momento del farmaco può essere utile sapere che vantaggio le hanno dato per capire se una certa tipologia di farmaco può aver corretto una certa tipologia di disturbo e quindi aiutarci nel fare la differenza della causa originale, quindi una serie di cose di questo genere. Da valutare, insomma. Da valutare sotto i vari aspetti. Il medico di base di solito per queste cose è ben informato e ben disponibile per far fare le indagini necessarie per poi eventualmente rivolgersi allo specialista. Sì. Grazie Ferruccio per la sua telefonata, speriamo di aver dato qualche indicazione per procedere. Prego. Abbiamo chiuso la linea, ecco. Sì. Dottore, ripartiamo da qui. Lei diceva l'importanza anche di vedere, insomma, gli esami che sono stati fatti, tutte quindi le indagini che vengono fatte, effettuate. La classica, appunto, stavamo già commentando anche con questo signore, la risonanza magnetica, perché la risonanza magnetica ha dei pregi incredibili rispetto alle altre diagnostiche, mentre con una radiografia semplice e con la TAC vediamo la forma delle cose. Con la radiografia semplice in realtà vediamo solo l'osso perché tutti gli altri tessuti sfuggono e con la TAC vediamo le alterazioni, per carità con la precisione al millimetro, ma vediamo solo la forma. Con la risonanza abbiamo una dimostrazione molto più ampia e completa perché ci mostra tutti i tipi di tessuti, siano i nervi, i dischi, il liquido, tutto quello che sia, ma soprattutto è un esame, diciamo, funzionale, cioè ci mostra come funzionano questi tessuti. Siccome la risonanza magnetica non ci dà immagini vere, sono costruzioni matematiche in base a come le molecole di un tessuto si polarizzano, dalla velocità con cui ritornano polarizzate, l'elaborazione del computer costruisce
sostanzialmente un gioco di chiaroscuri da cui viene fuori, tale è la perfezione, un'immagine. Ma l'immagine, per esempio, di un disco ci mostra se ci dà un'immagine di un disco che funziona normalmente o se è un disco che funziona male, per esempio è disidratato, per esempio è rotto, eccetera. E quindi la risonanza è per questi motivi un esame essenziale. Da questo, per esempio, ci fa capire se esiste un tumore o no, tanto per dire la cosa più clamorosa, più macroscopica. E quindi la risonanza magnetica. E quindi guardare le immagini, perché logicamente se una persona va in un servizio di radiologia a fare un esame, può avere la fortuna di trovare il radiologo competente specificamente del tema, io parlo del mio campo, ma così tutti gli altri campi delle indagini nel corpo umano, oppure può capitare un radiologo che può non essere, diciamo così, raffinato come lo specialista che vede 100 esami di colonna vertebrale, per esempio, al giorno. Interpretare l'immagine. Ecco. E quindi vedere come specialista, io ho il dovere di vedere l'immagine per essere concorde col radiologo, per dissentire col radiologo è secondario, l'importante è che io veda la realtà delle cose. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? È caduta la linea. Senta, dottore, dopo che insomma si hanno tutti questi dati in mano, come si prosegue? Bisogna costruire, diciamo, un puzzle di tutte queste cose. Al giorno d'oggi abbiamo anche degli esami in più che possono fornire appunto, un livello di diagnostica specialistica, che quindi saranno degli esami cosiddetti dinamici, che sono esami che mettono assieme al computer, senza bisogno di raggi, mettono assieme la misura dei movimenti, per esempio degli angoli di deviazione della colonna vertebrale, assieme contemporaneamente al lavoro dei muscoli che generano questo movimento, in modo che io vedo lo spostamento e vedo come hanno lavorato i muscoli che l'hanno generato. Un paio di esami di questo tipo, una struttura come un mouse che si muove lungo la colonna vertebrale quando il paziente si muove, si inclina o si estende, e un altro esame che è come una macchina da fitness che contiene un computer con cui misuriamo il lavoro dei muscoli, comparto anteriore, comparto posteriore, ci permette di completare, chiudere il cerchio di tutte queste analisi e arrivare ad una certezza diagnostica che appunto è data sempre da tanti elementi che devono coincidere. Certo, vediamo se abbiamo recuperato la telefonata. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Luigi da Quinto. Buongiorno Luigi, dica pure. Niente, ho visto che avete trattato questa questione. Io ho difficoltà nel camminare dopo la terza dose del vaccino. Io ho sempre camminato, corso, fatto di tutti i colori, però adesso proprio non ce la faccio più. Ma ha anche dei dolori, Luigi? Madonna, sulle gambe, sui piedi, si gonfiano anche. Ho preso un sacco di cose che mi hanno dato i medici, ma però sono tutte cose, tutti i palliativi, guardi. Sì. Sentiamo il dottor Alexandre, se ha bisogno di fare delle domande, non lo so, perché dare un'indicazione. Avrà fatto delle indagini, appunto, tipo questa risonanza magnetica o un TAC per vedere come stanno le cose. Completa? Sì, Scusi. Avranno visto una stenosi. Ho fatto una risonanza magnetica. Sì. Prima perché mi sono operato la carotide, perché dopo il terzo vaccino, le dirò, dottore, dopo il terzo vaccino avevo 60 di ostruzione della carotide sinistra, mi sono trovato 90. Purtroppo. Ha capito? Sì, sì, questo allora ho maledetto dovuto virus. operarla. Sì. Chiaro, quindi lei ha detto una cosa importantissima sotto due aspetti. Da un lato questo maledetto virus faceva e fa danni alle strutture vascolari perché peggiora la tendenza a aggregarsi e quindi la tendenza a formare depositi sulle arterie e trombi, quindi in quel senso, e dall'altro lato ha un effetto neurolesivo per cui i punti deboli di un sistema nervoso diventano organi bersaglio. Purtroppo questo l'abbiamo visto molto con l'infezione virale, molto appunto nel long covid, qualcosa purtroppo anche in alcuni casi di somministrazioni di vaccini che hanno purtroppo su organismi particolari
facilitato, diciamo, l'accentuarsi della sintomatologia. Da una parte la ringrazio che ha messo in rilievo questo, dall'altra parte lei stesso vede come il quadro può essere sia perché funzionano male i nervi nella colonna, sia perché magari ci sono altri problemi di microcircolo, di difficoltà di circolazione di sangue nelle piccole arteriette, nelle piccole vene, dentro i nervi, nelle varie parti del corpo. Quindi l'analisi nel suo caso andrebbe approfondita per capire, magari con un'elettromiografia, certo, magari con una visita specialistica, capire quali sono gli elementi predominanti per cercare di perfezionare la strada terapeutica, centrare il bersaglio di più. Certo, e quindi insomma approfondire sì. un po' la situazione. Grazie Luigi Certo. per la sua telefonata. Volevo aggiungere, non so se posso. Sì? Prego, sì, molto veloce perché abbiamo anche altre telefonate in attesa. Ho provato a fare delle ricerche, però ci vogliono mesi, sono anni. È un grandissimo problema purtroppo del servizio sanitario attuale è questo sovraccarico purtroppo terribile, sì. Sì, le prenotazioni sono un dramma. Certo, ci sono anche degli specialisti, no, a cui si può rivolgere, insomma, avendo poi anche l'opportunità, insomma, questo è uno spazio che noi abbiamo proprio per darvi anche qualche indicazione e informazione in più. Grazie Luigi, grazie per la sua telefonata. Dottore, stavamo dicendo un po' si compone il puzzle della diagnosi e poi... E con quello si arriva a dire la terapia che purtroppo la medicina è fatta così è più logico proporre per avere un risultato. E io faccio sempre questo paragone, se io chiedo a un ingegnere di costruirmi una casa deve fare i calcoli giusti e la casa sta in piedi, ovvio. La nostra invece è una prestazione di mezzi, non di risultati, cioè data una certa situazione si propone quello che pare logicamente il trattamento più utile, più appropriato alla situazione. Dopodiché non c'è cura al mondo che abbia il 100% di risultati positivi. Si fa il trattamento mirando primum non nocere, criterio storico da sempre della medicina, e il trattamento logicamente più appropriato. Questi tipi di trattamenti di cui adesso si parla molto, queste tecniche minimamente invasive che si propongono, diciamo, di sostituirsi o di affiancarsi in maniera molto collaborativa alla chirurgia tradizionale, sono tutte tecnologie che hanno per primo il concetto di non complicare la situazione della vita della persona e diciamo secondo, quello di dare quel sollievo, quel benessere, quella gestione dei sintomi sufficiente che la persona possa vivere, e io dico mettersi a fare tantissimo movimento, ginnastica, attività aerobiche per compensare situazioni di difficoltà. Allora lei ci ha portato qualche immagine, no? Perché certo, vogliamo fare proprio un caso appunto pratico. Cioè, diamo un attimo spazio alla telefonata e poi andiamo a capire meglio con l'aiuto delle immagini anche proprio un caso, come dicevamo, trattato. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Giusy da Doston. Buongiorno Giusy. Buongiorno, prego. Volevo chiedere al professore se le statine, tipo simvastatina, provocano dei dolori magari ai nervi, ai muscoli. Non è che abbiamo dolori, però sento dire che prendendo le statine hai qualche disturbo, insomma. Noi ancora non ne abbiamo. E spero che neanche mi vengano, professore. Grazie Giusy, grazie Giusy, adesso il dottore le dà un'indicazione, prego. Allora, le statine possono agire, diciamo, negativamente sui muscoli, non sui nervi, sui muscoli. Allora, sui muscoli possono provocare dolori, possono provocare in alcuni casi anche veri e propri danni muscolari, cioè è previsto purtroppo nella somministrazione del farmaco che ci possa essere qualche conseguenza negativa. Diciamo che ogni farmaco al mondo è una specie di veleno che se preso a piccole dosi fa bene, se le dosi diventano alte può far male. Certo. Anche a dosaggi normali le statine possono essere critiche per i muscoli, possono provocare appunto dolore, possono provocare danno proprio di atrofizzazione del muscolo. Allora qui a seconda dei casi possono essere sostituite con sostanze naturali, c'è la monacolina, ci sono sostanze che servono, integratori naturali che hanno come il riso rosso questo effetto di correggere
il colesterolo con molto meno o senza effetti collaterali. Caso pratico, Sì. che cosa Ecco, vediamo nell'immagine, dottore? per spiegarmi un attimo rispetto all'insieme di concetti che ho espresso prima. Allora, per esempio, nella prima immagine in alto a sinistra vediamo un esempio, un disegno di come una persona può trovarsi a zoppicare. Perché? Perché il piede destro in quel caso è rappresentato, non riesce a sollevarsi, cioè il paziente non riesce ad alzare il piede e quindi qualunque minimo ostacolo nel camminare comporta di inciampare. Questo è il dato con cui mettiamo la persona può presentarsi da me. Allora la visita è rappresentata in questi disegni che ha fatto per me un bravissimo disegnatore che è Letterio Riso, che è un professionista qui di Treviso che ha lavorato su centinaia di interventi che abbiamo fatto, fotografati in sala operatoria e riprodotti in disegni, ed è veramente un bravissimo artista. Allora, per esempio, qui è riassunto il fatto che si fanno delle manovre come estendere la gamba, flettere la gamba, far fare la forza del movimento della spinta, provare l'estensione e la flessione del piede, manovre di battere i riflessi, tutte attività che si fanno o che si fanno fare alla persona per raccogliere appunto i sintomi, i dati di cattivo funzionamento su di lui. A seguire di questo, che appunto è la rappresentazione del quadro, abbiamo detto come si presenta la persona, cosa rilevo su di lui, nell'immagine seguente ho rappresentato quello che poi andiamo a vedere sulla risonanza magnetica. Vedo che esiste un'ernia del disco, cioè vedo che l'ultimo disco, in questo caso tra l'ultima vertebra lombare e il sacro, si è rotto e una parte importante del tessuto è letteralmente sputato dentro al canalino bianco, che è il canalino dove stanno i nervi. Per capirci, stiamo parlando esattamente di questo, quella massa ecco, di tessuto lì che era dentro il disco e che è stato espulso, si dice, cioè proprio buttato fuori di colpo, e quindi può generare una forte compressione sui nervi, appunto ad arrivare persino a compromettere la capacità di muovere il piede. E quindi metto assieme quello che mi ha detto il paziente, quello che ho visto su di lui, questa immagine, e ho già tre elementi estremamente importanti se sono congrui tra di loro, cioè se il dato di uno corrisponde al dato dell'altro. Certo. La raccolta dati non si ferma qui, ci sono altri esami, ci no? sono gli esami dinamici. Gli esami dinamici sono questo, che è uno spinal mouse, questo è appunto quello che accennavo prima, un mouse che si muove lungo la colonna della persona mentre effettua flessioni, estensioni, movimenti di lateralità, e ricava una serie di dati e dei grafici dove vedo con una precisione incredibile, anche se è soltanto appunto un mouse che si muove sulla schiena della persona, vedo gli angoli di spostamento delle vertebre tra di loro, ma posso anche misurare quanto lavorano bene o male i muscoli dietro e davanti a questa colonna vertebrale. La precisione di questo è uno studio che abbiamo fatto con il professor Santilli dell'Università di Roma. Appunto abbiamo raccolto, tra l'attività sua, altri 4 centri in Italia e il nostro, abbiamo raccolto migliaia di persone studiate con questi esami. La correttezza del dato che si ricava da questo è praticamente sovrapponibile a quello che si ricava con una radiografia, dove faccio fare i movimenti alla persona e li vedo con i raggi X, però qui la persona non prende i raggi X e in più so anche come lavorano i muscoli. Quindi mi sembra di capire un esame estremamente rilevante nella questo. sua semplicità e di una raffinatezza incredibile, e mi dà dei dati che poi potrò paragonare nel corso della cura per vedere, concretizzare il fatto che le cose stiano davvero andando meglio. L'esame che ancora seguente facciamo è un esame che si chiama back check, cioè questa è una macchina da fitness che contiene dei computer, per cui si misura la spinta dei muscoli anteriori e la spinta e il lavoro dei muscoli posteriori di una persona. Quindi in giallo è rappresentata la parte di muscoli deficitaria, quindi nel caso rappresentato qui abbiamo che i
muscoli glutei, i muscoli posteriori delle gambe, i muscoli dei fianchi lavorano male, mentre la stessa persona ha gli obliqui dell'addome davanti rappresentati in verde, che vuol dire che lavorano molto bene, in rosso i retti dell'addome, cioè i muscoli verticali anteriori dallo sterno al pube, che invece sono muscoli in difficoltà. Quindi questa è un'eccellente base per dirgli lavora di questi muscoli, lavora di quelli, ti do la dritta della ginnastica che devi fare. Certo, esami insomma Sì, molto importanti. Pratici, certo. proprio, sì. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno Bruno. Buongiorno Bruno, prego. Io invece delle statine che fanno male sto prendendo gli omega 3. Va bene? Ottimo, ottimo, ottimo. Non avranno la specificità di riso rosso, monacolina, queste cose così, ma sono un'ottima maniera di curarsi. Le omega 3 sono appunto i grassi saturi proprio specifici per correggere la tendenza che alla fine, detta con una parola più antipatica ma più concreta e realistica, ridurre il rischio di aterosclerosi. Ecco. E quindi questo va molto bene, soprattutto se lo associa con la vitamina D3. E quindi questa associazione è stata dimostrata in studi internazionali, soprattutto dalle università degli Stati Uniti negli ultimi 2 anni, di un'importanza grandissima di proteggere dal rischio cardiovascolare, che sia cerebrale o che sia cardiaco, proprio correggere la tendenza ai depositi di grasso, di colesterolo sulle arterie e quindi il rischio di ischemie, infarti e tutte queste cose qui. Quindi corretto, va benissimo. Grazie Bruno, un ottimo modo per fare anche un po' di prevenzione, no? Certamente, e sì, di aiutarsi, gestirsi per il futuro. con questi Certo, sistemi. sì. Senta dottore, ci eravamo lasciati insomma con questo esame dinamico, esami dinamici che abbiamo detto essere fondamentali, no, per arrivare alla diagnosi. Perché chiaramente lo scopo fondamentale di una cura medica di queste patologie al giorno d'oggi è di riportare la persona da una parte a una qualità di vita buona, con riduzione dei dolori, con più disponibilità alla vita sociale, ma soprattutto, dico io, essere in grado di cominciare a riprendere quell'attività muscolare, quel po' di ginnastica, quel po' di movimento, quel po' di attività aerobiche che tengono bene il fisico sotto tutti i parametri, perché mi servirà avere dei muscoli buoni perché la colonna vertebrale rimanga eretta, e mi servirà però avere dei muscoli buoni che sostengano il metabolismo e quindi riduciamo, come abbiamo appena detto, il rischio cardiovascolare. Persino negli ultimi anni è dimostrato che il lavoro muscolare produce dei veri e propri ormoni che aiutano il cervello a funzionare meglio. E quando invece le cose non stanno così, cioè quando con questi esami non si trova quello che ci si attende e bisogna andare ad indagare altrove. Certo, alcune volte succede che facendo queste indagini la interpretazione di una completezza diagnostica può restare equivoca. Uno può dire sì, vedo dei dati, ma non c'è corrispondenza tra quello che vedo sull'immagine, tra come sta la persona, mi aspettavo dei sintomi diversi vedendo quell'immagine o viceversa. Allora bisogna pensare che può esserci di mezzo il sistema cardiovascolare, la persona può avere dei problemi di occlusione o subocclusione delle arterie iliache che portano il sangue agli arti inferiori, può avere dei problemi anche di cattivo funzionamento cardiaco, perché anche un subdolo malfunzionamento cardiaco può comportare stanchezza, affaticabilità, quella che chiamiamo esauribilità della marcia. Tante persone dicono appunto mi affatico, mi stanco, mi manca persino il fiato. È benissimo possibile che questo dipenda solo dalla colonna vertebrale e che il fatto di essere affaticati e perdere il fiato sia un sintomo collaterale. Può però benissimo essere che l'elemento principe sia il sistema cardiopolmonare e che quindi la faticabilità della marcia venga perché lo scambio tra cuore e polmoni non funziona bene. Quindi
Poi l'altro aspetto appunto della occlusione o subocclusione di arterie iliache, di arterie femorali, può essere espressione di vasculopatie, e allora la persona potrà avere bisogno del chirurgo vascolare invece che del neuro o dell'ortopedico. Altri casi possono essere legati al diabete o altre malattie metaboliche. Certo, in Quindi quel caso insomma bisogna la ampliare le diagnosi indagini deve cercare proseguire. oltre. Certo. Sì. Altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, mi chiamo Nadia. Buongiorno, dica pure, prego. Chiedo un'informazione per mia figlia. Ha 30 anni e lei, sono 2 o 3 anni che succede questo, e tutto un tratto si sente che perde la sensibilità del braccio, si sente tutta la parte fino alla gamba con dolori, quasi paralizzata, quindi deve prendere antinfiammatori che adesso non le fanno neanche più niente. 2 o 3 anni fa le avevano diagnosticato una piccola ernia cervicale, però dopo nessuno ha dato più importanza a questo, però ha questo problema che proprio tutto il corpo lei si sente dolori tra le cosce, così, vive in questo modo da 2 o 3 anni. E certo. Nessuno gli ha dato, adesso vogliono fare una risonanza perché dicono che può essere nervi, però qualunque antinfiammatorio non le fa effetto. Lei fa notti in bianco che non sa come mettersi a dormire, e non ha mal di testa, proprio la colonna, la gamba, il braccio, sta guidando, si deve fermare perché non riesce più a guidare. Chiaro? Abbiamo compreso, grazie per averci raccontato anche questo caso. Grazie signora, grazie. La Prego, situazione dottore. certamente non è semplice, è un quadro un po' complesso. Certamente se quella risonanza magnetica cervicale che ha fatto mostrava, diciamo, poco, se è distante nel tempo più di 1 anno e mezzo, la ripeterei. Certamente ci sono situazioni in cui può essere in causa una sofferenza non solo nel tratto cervicale ma anche appena più verso il basso nelle prime vertebre del torace. Ci sono per esempio delle ernie, dei processi degenerativi, ma dico ernie ma purtroppo dico per dire, nel senso che bisogna fare l'esame per vedere che cosa c'è, ma voglio dire dei problemi di ambiente funzionale per i nervi, per esempio dentro la colonna vertebrale, che possono mettere in difficoltà sia prossimalmente l'innervazione per collo, spalla, braccio, mano, sia distalmente per le cosiddette vie lunghe che possono mettere in difficoltà appunto le gambe. Quindi sicuramente una risonanza magnetica che possa mostrare allora, la situazione attuale. Dorsale, cervicale e per tranquillità farei anche una cerebrale. Sicuramente vedere un po' l'ambiente delle strutture nervose, perché il quadro completo. è importante nell'insieme. Ecco, certo. Sì. Ci sono poi invece degli esami funzionali, ma questi deve prescriverli uno specialista, che sono in questo caso i potenziali evocati sensitivi e motori. Potenziali evocati sono l'opposto di un'elettromiografia. Si danno degli stimoli elettrici, diciamo, in periferia per registrare come viaggiano questi impulsi dal nervo periferico, nel midollo, fino al cervello, e questi potenziali e cosiddetti evocati ci danno proprio il percorso completo, quindi possiamo vedere in quale parte del percorso la struttura può essere in difficoltà. Tornando al caso pratico che stavamo analizzando, sì. È proprio in quella situazione che viene gestita la situazione con la chirurgia minimamente invasive, sì. Lì avevo appunto questo esempio di questa ernia estrusa, voluminosa, nella colonna vertebrale, nella parte terminale. In quella sede, se il disturbo è di un difetto parziale del movimento del piede, c'è margine a cercare di evitare di portare la persona, come invece si è fatto nei 40 anni passati, per forza di cose, portare la persona in sala operatoria per aprire la colonna e togliere quel tessuto, togliere il tessuto erniato, svuotare il disco, la classica microdiscectomia, che diventa invece una cosa che tuttora facciamo e che è indispensabile fare se i disturbi si appesantiscono al di là della perdita, diciamo, parziale di funzionamento
movimento del piede, può svilupparsi una vera e propria caduta del piede, può svilupparsi addirittura un problema di controllo degli sfinteri per causa di un'ernia in quella sede. Allora lì è chiaro, ovvio, che bisogna andare anche subito a fare un intervento di apertura per asportare. Fintanto che invece abbiamo dei difetti motori parziali, magari dei dolori piuttosto importanti, ma non cose gravi sul piano motorio, c'è margine ad andare con questi piccolissimi strumenti intradiscali, quindi si evita di tagliare e di aprire, sarà puramente una specie di ago che entra nello spazio discale. Ecco, viene introdotto, lo vediamo proprio nell'immagine. Ecco, viene introdotto tra una vertebra e l'altra, si passa davanti e di lato alla radice del nervo, si entra direttamente dentro al disco e attraverso questo, diciamo, canale di lavoro il neurochirurgo, l'ortopedico possono o iniettare ozono o utilizzare le radiofrequenze o utilizzare il laser o addirittura utilizzare un sistema che è una specie di nucleotomia, si chiama, di specie di trivella che asporta fuori il tessuto erniato. Quindi ci sono una serie di opzioni che saranno dettate dalla forma dell'ernia che stiamo trattando. Ecco, una immagine dimostrativa di questo per esempio è l'iniezione appunto intradiscale del gas ozono. In questo caso l'aghino è un ago sottilissimo, più sottile di un intramuscolo, naturalmente adeguatamente lungo per poter arrivare fino a lì, 20 centimetri, e entrando dentro al disco malato, lesionato, poter iniettare quella miscela di gas che ha un forte effetto di disidratazione e quindi potrà correggere proprio l'idratazione dell'ernia. Si vede nell'immagine tutto quel profilo bianco che sta invece nel margine posteriore del disco e della colonna e davanti a quello che è il canalino dove stanno i nervi. La diffusione del gas ozono in quell'ambito è estremamente utile su un piano clinico perché esiste un'ampia superficie di scambio biochimico tra questa sostanza e i tessuti nervosi infiammati e quindi la correzione che ci aspettiamo di ottenere è molto buona. Quest'altra immagine invece mostra come nella stessa metodologia possiamo iniettare il gel leucopiastrinico, le cellule staminali, il PRP, quindi tutti elementi di correzione in quest'altro caso. Proseguendo con le immagini vediamo anche come viene gestita quindi la sofferenza dei nervi, ecco, no? Tutto il percorso che viene fatto. Oltre a questi che sono trattamenti che abbiamo visto erano per i dischi, abbiamo un problema proprio di funzionamento del nervo, allora si può andare con un altro tipo di sonda, un piccolo endoscopio, parliamo sempre di strumenti di massimo 2 mm di diametro, possiamo entrare nel canale dei nervi, entrando nel canale, diciamo noi, navigare cranialmente dall'osso sacro alla quinta vertebra lombare, alla quarta e salendo progressivamente, cominciare a iniettare i nostri farmaci, i nostri vasoattivi, la nostra soluzione fisiologica assieme a un mezzo di contrasto che mi creerà quell'ombra grigia che mi definisce la posizione del nervo e mi permette di capire che io piano piano con le manovre guidate dall'esterno di questa sonda comandabile posso via via avanzare, iniettare le sostanze, scollare le aderenze fino a quando arriverò a sbloccare completamente lo spazio, quindi ottenere un'immagine di passaggio completo di tutti i liquidi da valle a monte e questo mettere in comunicazione gli spazi delle membrane dei nervi a monte e a valle di un problema, mi ricordo che lo definimmo con i colleghi belghi ancora al congresso a Osaka nel 2004 come una tecnica altamente innovativa per fare, diciamo, una pulizia del canale dei nervi. Ecco. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare proprio allo sviluppo pratico, alla realizzazione concreta di queste tecniche che poi abbiamo appunto portato in giro per il mondo perché abbiamo avuto modo di divulgarle, di portarle in America Latina come in Giappone, come nel nord Europa, cioè abbiamo avuto grandissime comunicazioni internazionali e nell'arco del primo decennio del 2000 sono nate tutte queste
possibilità di sviluppo, scambiando le opinioni con i colleghi, di crescere, ognuno dando il proprio contributo fino a costruire un mondo nuovo di tecniche mini-invasive e non pericolose. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Signora Lucia. Lucia, buongiorno Lucia, chieda pure. Allora, volevo dire al professore, non so il titolo, comunque Il dottore Alexander. il dottore, il professor Cristiani. Prego, chieda pure Lucia. Allora, niente, io dopo la quarta dose ho avuto fatto malessere, insonnia importante, parestesia agli arti inferiori, difficoltà a camminare, le gambe fredde. Cose che non c'erano prima? Il dottore chiede E se non c'erano per se nulla? queste cose che sente adesso prima non le sentiva, non le aveva. No, assolutamente no. Vorrei dire che dopo il vaccino ho avuto di tutto e di più, ma tra l'altro questo si protrae da molto tempo, cioè ormai da marzo del 2022. Sì. E la cosa non migliora, ho fatto la risonanza, total body, non si rivela niente a carico della colonna o altro, però il circolo, ho sempre le gambe fredde, la piccola circolazione blu che si intravede benissimo, è poco apprezzabile il circolo, difficoltà a camminare e bisogna, caduto dei capelli, caduto della vista, tutta la mancia del vaccino. Abbiamo capito, insomma, Lucia, Certo. una serie di sintomi. Che indicazione possiamo dare, dottore? Una serie di sintomi che probabilmente hanno tutti un denominatore comune, proprio questa alterazione della qualità di coagulazione del sangue, difficoltà del microcircolo, cioè della fine piccolissimo reticolo di arteriette e di vene che irrorano in diretta, diciamo, i tessuti, e purtroppo virus e vaccino, come dicevamo prima, spesso diventano problemi che mettono in difficoltà questo meccanismo di funzionamento sia delle piccolissime arterie e vene sia della modalità della coagulazione del sangue. Molti gruppi di studio in Italia prima di tutto, ma anche in Germania e in Stati Uniti, hanno sviluppato l'uso della grande autoemoterapia, cioè della ozonizzazione del sangue per correggere questa cosa. Purtroppo, come dice la signora, è tipico che il problema ha una tendenza a protrarsi, a cronicizzarsi, cioè non è un problema solo della fase acuta della inoculazione o dell'infezione della malattia virale, ma tende a rimanere nel tempo perché si altera proprio in maniera strutturale il metabolismo. Allora trattamenti fortemente antiossidanti possono dare una spinta correttiva molto significativa. Stiamo per andare in pubblicità, ma le Sì. chiedo soltanto se le tecniche che abbiamo visto poco fa si possono fare a livello ambulatoriale oppure bisogna entrare in sala operatoria, dottore? Allora, sono tecniche di day hospital, sono tecniche che si svolgono, grande pregio, in sedazione, quindi con la stessa modalità con cui l'anestesista porta una persona a fare una gastroscopia, una colonscopia, cioè esami importanti ma nei quali la persona può essere fatta semplicemente dormire in modo che non soffra nulla. Quindi questa è la metodica, si fa un'anestesia iniettando un farmaco che ormai è di uso comune in tutto il mondo, che a piccole dosi, invece di portare la persona a dover essere assistita nel respiro intubandola come appunto la cosiddetta anestesia generale, limita l'addormentamento della persona senza deprimere le funzioni vitali, così la persona dorme e io posso agire senza che senta nessun male. Questo è il primo vantaggio, quindi un'anestesia breve, tanto quanto il tempo in cui viene somministrato il farmaco. Come si smette di somministrarlo la persona si sveglia senza nessun disturbo mentale, quindi una brevissima sedazione, e si chiama sedazione profonda appunto questa parziale anestesia, e questo è il primo vantaggio. Secondo vantaggio sono tecniche che si svolgono di day hospital. Allora
Chiaramente l'ambiente è l'ambiente di sala operatoria oppure l'ambiente di un ambulatorio attrezzato. Tecniche che si svolgono ovviamente con aiuto di mezzi di scopia, può essere indispensabile fare un'iniezione di questo genere sotto raggi oppure sotto ecografo, in modo da avere la certezza di dove vado con la mia sonda, col mio ago, ma comunque tecniche che possono essere appunto a livello ambulatoriale. Certo, in regime di day hospital. Sì. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero qualche minuto, poi torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in compagnia del dottor Alberto Alexandre per parlare di difficoltà a camminare. Abbiamo capito come viene trattata, insomma, questa difficoltà. Passata la fase acuta, la fase cronica come viene trattata, dottore? Sì, spesso appunto i pazienti si lamentano del fatto che il problema tende a riproporsi. Il grave, dico io, è che anche se facciamo la grande chirurgia di demolizione dell'osso, di artrodesi, eccetera, corriamo lo stesso rischio che il problema negli anni venga a riproporsi, anzi è molto probabile. Allora, nei confronti della cronicità, del fatto che hai fatto superare ad una persona il momento veramente difficile, dolorosissimo, eccetera, rimane di sottofondo una struttura che fa fatica a funzionare. Allora esiste questa medicina rigenerativa, questa medicina a suo modo riparativa o di rinforzo. Esistono una serie di tecniche il cui, diciamo, gradino basale può essere appunto la cosiddetta proloterapia. La proloterapia è una tecnica ancora abbastanza poco diffusa in Italia, è una tecnica fondamentalmente americana che consiste nell'iniettare nei ligamenti, nelle corde, diciamo, della colonna vertebrale, nelle giunture, nelle articolazioni, concentrati di destrosio, uno zucchero che viene portato a 50% di concentrazione, quindi altissima concentrazione, assieme al collagene, assieme all'acido ialuronico. Anzi, di questi il collagene è l'ultimo nato, l'elemento più moderno, più di recente acquisizione, e questo per merito di una azienda, di un centro studi italiano dell'Università di Milano e di una grossa azienda, un'azienda che è diventata grossa perché ha sviluppato queste cose e le ha portate in tutto il mondo. Che risultati si sono osservati? I risultati sono molto buoni nella gestione appunto a medio-lungo termine, dove lo scopo diventa sia dare sollievo del dolore subdolo, dell'invalidità subdola che può restare, sia serve, io dico, a far progredire più lentamente possibile il disfunzionare della struttura. Abbiamo visto osso, cartilagine, disco, di nuovo osso, membrane in movimento, si usurano, si consumano. Con questi mezzi rallentiamo che si rovinino, quindi facciamo muovere meglio, riduciamo la sintomatologia, di nuovo portiamo la persona a poter fare più attività fisica, più lavoro muscolare, più tonificazione possibile. Il destrosio appunto è uno zucchero che provoca, diciamo, una specie di infiammazione naturale, per cui i tendini si ingrossano e diventano più resistenti. E quindi dosi ripetute, metta una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, di questo stimola nell'organismo un atteggiamento, diciamo, riparativo. Altro tradizionale elemento che si usa da decenni è l'acido ialuronico, così come si inietta in un'articolazione, metaclassico menisco di un ginocchio, per una persona che abbia un problema anche lì degenerativo, si riduce il danno e si facilita il movimento con l'acido ialuronico anche nelle articolazioni della colonna vertebrale, anche nei ligamenti. Ultimo nato, dicevo, nella stessa logica è il collagene. Il collagene, diversamente dall'acido ialuronico, è di origine animale, è un prodotto ottenuto per purificazione delle membrane animali, viene elaborato, filtrato, reso ovviamente immunologicamente tollerato, silente,
e viene anche questo iniettato nelle articolazioni, nei ligamenti. Ha il pregio questo di essere un fortissimo anche stimolo antiossidante, un fortissimo stimolo di detossicazione. Il nostro fisico, come abbiamo detto più volte, è dato la salute è data da un costante equilibrio tra i processi di ossidazione e di riparazione. Queste sostanze agevolano molto i processi riparativi, antiossidanti, e quindi riduciamo l'infiammazione cronica. Quindi siamo una serie di cose in chiusura, io la ringrazio dottore, come sempre molto preciso e anche molto semplice nel farci capire questi concetti. Importante cercare di condividere, io dico, le cose. E a volte un po' complessi. Sì. Concludendo, sì. abbiamo capito accuratezza della diagnosi fatta tramite l'ascolto del paziente e anche l'ascolto delle sue esigenze, e poi l'applicazione delle tecniche più moderne e più raffinate. Sì. Per ottenere una riparazione di funzionamento, ottenere che la persona stia bene perché possa muoversi, che possa fare la sua vita sociale, che possa essere sereno, nonostante il fatto che ovviamente il fisico può andare incontro all'usura dell'età. Però io cerco sempre di dare questo concetto, di togliere alla persona l'idea che sia un malato, è una persona che ha un disagio e cerchiamo di correggerlo perché possa, nonostante quello, vivere. Certo. Grazie al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto Euni. Grazie dottore, grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.